abbiamo un NUIS che da questo punto di vista ha ottimi professionisti, e senza dimenticare poi tutto il personale anche del comparto che giorno per giorno, devo dire, e lo ha dimostrato soprattutto adesso in epoca Covid, va anche ben oltre, no, i propri doveri d'ufficio e ci mette passione, ed è quella poi che ci consente di realizzare i risultati. Questa è la soddisfazione espressa in occasione della presentazione del bilancio 2019 approvato dall'Usotto Berica. L'assetto economico e finanziario consente tranquillità. Per il quarto anno consecutivo il bilancio viene chiuso con un risultato positivo, un attivo superiore al €1.000.000 e accantonamenti sufficienti per finanziare gli investimenti già programmati. Un tesoretto che ha consentito di gestire l'impatto imprevisto dell'emergenza Covid, che però farà sentire il suo peso nel bilancio dei prossimi anni. Il Veneto si è distinto come modello di coordinamento e organizzazione, ma cosa ha insegnato la pandemia e come cambierà l'organizzazione sanitaria? Ad esempio sta riprendendo piede un discorso di telemedicina, cioè quello che è possibile, no, curare a distanza viene fatto, e adesso la tecnologia ci dà una mano. Poi il curare anche a casa, quindi potenziare il territorio, l'ADI, l'assistenza domiciliare, tutti quei moduli organizzativi che ci consentono di tenere il malato lontano dall'ospedale, perché in ospedale deve avvenire l'acuto nel momento delle acuzie, ma il cronico, no, l'anziano e il pluripatologico vanno curate il più possibile a domicilio, e quindi in questo cambierà molto, e anche il Covid ci ha insegnato molto su questo.